con Thomas Crovadore a commentare questa partita contro Azzurra Novara e Sandrigo, un Sandrigo che non ha mai mollato nel finale, ha segnato 3 reti che sono la testimonianza della vostra abnegazione che avete messo in questa partita. No, noi non abbiamo mai mollato in questa partita, è sempre stata una partita molto combattuta, non ci siamo mai tirati indietro, forse all'inizio abbiamo avuto un po' di sfortuna, siamo partiti col piede sbagliato, visto il primo gol che è entrato per un tocco di pattino di un nostro compagno, però ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo lottato e ce la siamo giocata. Non è un momento facile per voi, quali sono i problemi principali che ha la vostra squadra? Il nostro problema principale è che intanto siamo una squadra praticamente nuova e dobbiamo iniziare a giocare di più insieme e meno singolarmente e forse questo ci porterà ad avere dei risultati migliori. Hai visto tutte le avversarie in questo campionato, l'Azzurra è la squadra più forte? Sì, è una delle squadre più forti che abbiamo incontrato e giocano bene, non mollano mai anche loro e quindi bene. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.